visto dove è andato Bobby? Pipo. Pipo è arrabbiato perché Pepe è andato là dentro. Che belli. È bello Pepe lì, bello. Che bella coccia. Mimì non è d'accordo però, eh? No, non mi sembra molto d'accordo tuo amico. Mhm. Non mi sembra d'accordo. Vabbè, chi se ne frega, vero? Ecco qua. Fiori asciutti. Adesso li metto via. E finalmente fatto anche questo lavoro. E basta. Vedete? Lavati, asciugati. Adesso li metto da parte. Fino al prossimo anno questi rimarranno in questa scatola. Siamo stati in stazione dei treni, sono contro luce, mamma mia, in stazione dei treni qua a Belluno, treni e corriere in realtà, perché non ero sicura ci fosse il treno per Montebelluna, perché avremo un cambio a Montebelluna, e quindi ho detto, visto che siamo qua, andiamo a controllare. E sì, l'unico treno che parte per Montebelluna, tutti gli altri non ci sono i bus sostitutivi, quindi l'unico treno ci abbiamo culo, insomma. Avevo sto dubbio qua, no, perché è meglio saperlo prima, quindi per sicurezza siamo andati a chiedere. E via, adesso andiamo qua al Tigotà e andiamo a prendere qualcosina. Stasera facciamo il nuovo attraversamento pedonale qui dove c'è l'Old Wild West. Poi il nuovo attraversamento, che sarebbe questo. Ti sei fatto male? Ne sei vecchio, sei croccante. Comunque, missione valigia compiuta, missione spesa compiuta. Vorrei registrarvi il video spesa, non so come farò, comunque voglio registrarvelo assolutamente, in caso lo divido in 2 pezzi. Non c'è tantissima roba, ma andiamo, noi andiamo all'Old. E è tutto no, è tutto vuoto. Cena fatta, siamo a casa. Sono le 21:11 e adesso vi registro i video spesa, credo, perché non vorrei fare troppo lunghi. Mi sa che ne faccio 2. Non c'è tantissima roba, ma sono diversi negozi, per cui penso di farvi più di un video, non lo so. Vabbè, dai, mi preparo per fare video spesa, che c'è un po' di roba e devo dividerla perché ho mischiato tutto nelle borse, tutto. Quindi sappiate che è un video spesa questo, e magari i video spesa che registrerò li vedrete in ritardo, quindi le date non coincideranno. Insomma, è mezzanotte, ho finito di registrare i video, sono andata a mettere via le borse in macchina, adesso mi do una lavata. Volevo farvi vedere questa maglietta, anche questa è un acquisto Shein, adesso la pancia gonfia, devo andare anche in bagno, chi se ne frega. E comunque è fatta così, e avevo preso un set, questa qua marrone più una più chiara, che non è proprio marrone, forse è più un colore, ma non ho niente di quel colore qua. Comunque è comodissima, se si suda qua è tutto aperto, non c'è nessun problema aloni, meraviglia, ed è proprio comoda, il collo è giusto, non sta qua, è carinissima. Io l'ho abbinata ai leggings, stufetta a parte perché c'è freddo, io l'ho abbinata ai leggings, aspettate, ecco, ai leggings questi qua marroni, che sono sempre quelli di Shein che vi ho già fatto vedere, e sono 2 marroni diversi, sì, però alla fine non stanno neanche male insieme. Niente, questo era il mio outfit di oggi, insieme al maglione questo qua, che adoro, l'ho lavato e l'ho rimesso su, cioè l'ho usato, lavato, rimesso, perché è comodissimo questo maglione qua, bellissimo, veramente un acquisto perfetto. E niente, quindi vi saluto per questa giornata, e in realtà siamo già al giorno dopo praticamente, e che specchio pulito. Vi saluto, vi do la buonanotte, un cavolo, per me
E ci vediamo, non so se nella prossima clip o in un prossimo video, comunque rimanete sintonizzati qui sul canale. Oggi Bue ha detto che sta qui al sole sulla Casapanca, che bravo che è, bellissimo. Poi si è fatti due, mamma mia come sei bravo sulla Casapanca, almeno non stai sul cemento. Io qui ho la mia colazione. Comunque si è spostato, si è spiaggiato lì e io ho spento il caffè latte, perfetto. C'è nessuno Bue, ma che bello che sei. Gli ho dato da mangiare qua di fuori al sole, ha detto che al sole si mangia molto meglio, si sta meglio. Allora, io ho provato ad accendere la stufa oggi e non so neanche dirvi, si è sentito? Aspettate, ecco, ho provato ad accenderla perché se poi per caso abbiamo bisogno e non funziona, c'è un problema, fuma tanto e noi abbiamo pulito tutto, montati giusti, sono montati giusti i tubi, però fuma, non va tanto devo dire. Penso sia anche un problema di umidità, perché è umida all'interno la stufa, sono umidi i tubi, è umido il camino, quindi penso sia un problema di umidità come ogni anno, che all'inizio fa fatica. Però siccome non avevo ancora mai acceso il fuoco, ho detto aspetta che provo a vedere se tutto va, ecco. Non so, vabbè, ho provato ad accenderla. Comunque io ho già caldo. No, in realtà qua dentro sono 15 gradi, 16. Io ho già caldo col fuoco. E l'ho fatto andare poco, però io ho già caldo, perché ho messo la dolce vita oggi. Qui ho preparato una base per un sughetto, che è questa, poi ci vado ad aggiungere il tonno, non lo so, poi ci aggiungo altro comunque. E vedete il gas sporco? Sì, dopo lo pulisco bene. È che tanto devo fare questa roba qui sporco ovunque perché schizza ovunque, quindi ho detto tanto vale aspettare di fare il pranzo e poi pulisco bene tutto il gas perché è un disastro. Non lo inquadro tutto perché mi vergogno. In compenso però oggi ho sistemato un po' la zona, questa zona qua, perché era un disastro. Guarda che aria fredda che entra da questi finestre, da questi infissi, è una roba allucinante. Sarebbero da cambiare, sì. Mamma mia che aria, ma davvero Qui c'è un'aria gelida che entra dalla porta perché la porta non sta chiusa del tutto. Per farla stare chiusa del tutto bisogna chiuderla a chiave. Li avete sentiti? I passi sulle scale? Sappiate che la sera è tutto un su e giù, su e giù, su e giù. Ma c'è anche modo e modo di salire e scendere le scale, io dico. Sono fastidiosa, sì, ma se sentite voi nei video i passi vuol dire che sono veramente forti. Non sto usando microfoni, per cui se li sentite voi vuol dire che sono davvero pesanti i passi. Ecco. Mi rendo conto che però molte persone non abbiano la mia visione della vita insieme ad altri. Non perdiamoci in chiacchiere. Dio quanto olio, santa Madonna, stiamo scherzando? Dio quanto olio che mettono in sto tonno qua, infatti è per quello, e non c'è tonno, non ce n'è tonno dentro queste scatolette, per quello che io non compro mai questo e compro quello che vi ho fatto vedere, Auriga, il tonno Auriga, perché quello è tutto compattato nelle scatolette e ce n'è dentro, ce n'è. Fai perfino fatica a toglierlo dalla scatoletta perché è piena proprio. Anche il Rio Mare non è che ce ne sia tanto dentro, sarà buono quello che volete, ma non è che ci sia tutto sto tonno all'interno delle lattine, cioè un po', e costa tantissimo. Infatti per quello io preferisco comprare quello su Amazon, perché alla fine è buono lo stesso e ce n'è all'interno delle lattine. Così la scatoletta non l'ho già messa in lavandino, mi dispiace. No, è già andato via il tonno, è sparito.
Ma non ce l'ho. Lui con le scatolette del tonno così. Allora, però, adesso ti do il tonno, aspetta. Ecco qua. Non so se ti piace questo. Sì, ha detto che va bene. Certo che il meteo è davvero strano, eh. Guardate qua che roba. Ma prima era tutto nuvoloso, adesso si è liberata tutta questa parte di cielo e queste nuvole stanno andando via. Ecco. Chiudo, le legne alla fine sono lì, non ha più preso il fuoco. Aspetto che bolla l'acqua, poi butto il couscous e tanto in 5 secondi è pronto e poi mischio tutto insieme e il pranzo è fatto. Come volevasi dimostrare, è ricambiato il meteo, cioè, ve lo ricordate prima com'era? Ecco, adesso è così. Qua abbiamo un gatto molto soddisfatto della scatoletta di tonno. È bravo, è buono. Sì, finalmente. Qualcuno invece ha freddo e si è messo nel cucciotto grosso col cappeloso. Questo è pronto, ci ho aggiunto una cosa speciale. Il couscous anche è pronto, adesso lo sgrano e lo metto qua dentro e poi io intanto mangio, Franz arriverà. E comunque, dai, vi saluto per questo video, non la tiro tanto lunga, cioè non lo faccio tanto lungo. Vi saluto e vi aspetto al prossimo. Io credo che, no, il prossimo video non sarà ancora delle ferie. Non sono neanche ancora partita, cioè, stavo pensando di non registrare per qualche giorno, ma non credo proprio che il prossimo video sarà quello sulle vacanze, sulle ferie. Quindi, vabbè, voi rimanete qua sintonizzati, arriveranno anche quelli, ma ancora dobbiamo partire, cioè, va bene? E niente, dai, ci vediamo al prossimo video, sempre ore 14, sempre dal lunedì al venerdì. Ciao!